Giovanni Greco, oggi qui a Casa Diodoros si presentano i vini di CPA. Ecco, quali novità e quali sono le particolarità di questo prodotto che voi offrite a una larghissima clientela? Beh, io più che parlare dei prodotti di CVO, che sono tanti, questa è la serata che noi abbiamo dedicato ai vini in onore di Agrigento, capitale della cultura. Noi abbiamo fatto in collaborazione con l'ente parco, con cui abbiamo rapporti di collaborazione, di concessione, due etichette che celebrano, diciamo così, in maniera iconica, uno Luigi Pirandello e l'altro Diodoro Sicolo, che poi è il vino che noi abbiamo fatto in questi anni qui dal vigneto dentro il parco archeologico. E quindi in questo senso vogliamo dare un contributo dal punto di vista produttivo in un progetto culturale e di sviluppo territoriale, perché io ritengo che tutti gli attori presenti sul territorio, imprese, associazioni, enti culturali, devono avere un rapporto sinergico perché veramente sia un'occasione importante da non perdere, quella del prossimo anno, perché io credo che tutti gli occhi sono rivolti verso Agrigento e noi dobbiamo mostrare il meglio, il bello, il buono che c'è in provincia di Agrigento, sia dal punto di vista dei beni culturali, paesaggistici, ma anche delle cose che si producono. E il vino è un'eccellenza che distingue nettamente le produzioni agricole e vitivinicole della nostra zona, e CVA Canicattì vuole dare questo modesto contributo allo sviluppo, alla conoscenza e all'identità territoriale e culturale di questa provincia. Direttore, oggi a Casa Diodoros si presenteranno i vini di Agrigento 2025 in collaborazione con la CPA. Sì, soprattutto presentiamo la nuova veste grafica delle etichette che sono dedicate all'evento ormai importante che si è prossima a iniziare, che è il Capitale della Cultura. Quindi il vino Diodoros che noi facciamo con CVA e che Uve della Valle dei Templi avrà una nuova etichetta, e il vino dedicato a Luigi Pirandello avrà una nuova etichetta. Quindi quale migliore occasione per metterla assieme e presentarla qui in questo posto fantastico dove si raccontano le buone politiche di tutela e salvaguardia di un aspetto importante della Valle dei Templi, che è il paesaggio. Avete scelto proprio una serata particolare con tanti ospiti, ma sarà anche l'occasione per presentare altri prodotti di Diodoros. Il progetto ormai è andato avanti, credo che siamo arrivati a 30 progetti, gli ultimi nati sono le nostre farine. Le farine significa fare la pasta, e la facciamo. Abbiamo presentato già il pane proprio qui a Diodoros e prossimamente presenteremo i nuovi prodotti che stiamo esportando nelle altre aree archeologiche che ci sono state donate, per esempio a Canicattì, proprio di fronte alla cantina di CVA c'è un'area archeologica. Abbiamo riaperto l'anno scorso Vito Soldano, e a Vito Soldano abbiamo impiantato un vigneto e un frutteto che saranno prodotti di Diodoros che nasceranno nei prossimi mesi. Casa Barbadoro resta sempre un punto di riferimento qualificato per i turisti? Beh, devo dire che è molto attraversata, il posto dove facciamo conoscere il progetto Diodoros è un posto incantevole che ha dentro di sé, a partire dalla necropoli Giambertoni, ma è dentro la valle, è un posto dove raccontiamo il nostro progetto Diodoros, ma raccontiamo le buone politiche che altri enti o strutture fanno sul territorio, e devo dire che la Sicilia è impregnata da salvaguardia di paesaggio. Noi siamo l'agricoltura era per noi siciliani. Sono i vini che la Coltivatori Associati di Canicattì insieme al Parco Archeologico regala alla città di Agrigento in vista di questo 2025 che speriamo si riesca a organizzare bene. E potremo anche brindare col Diodoros, che è un vino rosso che è creato dalle uve che vengono coltivate tutto attorno ai templi, e anche con il 1934, un vino che ha un numero ma che ricorda la data del 10 dicembre 1934, che è il giorno in cui il grande Luigi Pirandello, al grande Luigi Pirandello fu attribuito il Nobel per la letteratura. Questi due vini, 2500 anni di storia, il Diodoros con i suoi templi, e il 1934, un po' meno anni, ma
certamente importante il riferimento culturale, Pirandello, e il contesto. Bene, tutto questo ci aiuta a ricordare come questa terra sia legata a doppia mandata con la sua storia, che è storia di pietre millenarie e di grandi scrittori, Pirandello, Sciascia, Russello, Tomasi di Lampedusa e così via, ed è un modo per legare tutto e trasformare il vino in un elemento di racconto.